La strage di Santo Stefano di Cadore, in un video al vaglio dei carabinieri, la folle corsa dell'Audi in centro al paese, poi lo schianto e le grida. L'auto condotta dalla 32enne tedesca procedeva ad almeno 70 km all'ora. La donna avrebbe litigato violentemente con una persona poco prima dell'incidente, poi sarebbe ripartita sgommando. Si fa avanti l'ipotesi che abbia investito la famiglia di Favaro per sfogare la rabbia. Lunedì davanti al GIP l'udienza di convalida dell'arresto. Chiederemo che venga rimessa in libertà, dice l'avvocato difensore. Piange, non si capacita di come possa essere accaduto. Dice: sono in un baratro. A Favaro Veneto intanto si attende il ritorno delle salme. Mercoledì o giovedì un funerale unico per l'addio al piccolo Mattia, al papà Marco e alla nonna Maria Grazia. Tragedia alle cascate di Fanes a Cortina. 64enne veneziana in escursione con gli amici precipita per 50 metri dopo aver perso l'equilibrio nella camminata. Presentata ieri sera la campagna nazionale Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta, promossa dall'ULSS 3 per far fronte alla mancanza di medici. Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Parco San Giuliano ha confermato le aspettative dei più, coinvolgendo 60.000 persone entusiaste. Bene la macchina della sicurezza. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, ancora una volta la strage di Santo Stefano, con tutti i dettagli e gli aggiornamenti. In un video acquisito dai carabinieri, la corsa dell'Audi in centro al paese e il rumore dello schianto costato la vita a papà, figlioletto e nonna. Il servizio di Lina Paronetto. Il rumore che anticipa il passaggio dell'Audi ad alta velocità. Qualche istante dopo lo schianto e le urla di vittime e testimoni. Nel filmato registrato da una telecamera di sorveglianza, gli istanti della strage di via Udine. Dopo che l'auto sfreccia in centro a Santo Stefano di fronte all'occhio elettronico, trascorrono 3-4 secondi, quelli che separano la vita dalla morte. Al volante c'è la 32enne tedesca Angelica Utter. A terra rimangono Marco Antoniello, il figlioletto Mattia, 2 anni appena, e la nonna Maria Grazia Zuin. Di professione media designer, residente a Deggendorf in Baviera, poco lontano da Ratisbona, ma di fatto senza alloggio in Italia, visti abiti, cibo e coperte rinvenuti in auto, la giovane donna, stando al video acquisito dai carabinieri di Belluno da un'auto officina del posto, viaggiava ad almeno 70 km/h in un tratto in cui il limite è di 50. Un'elevata velocità, visto il posto, che potrebbe non essere casuale. Si fa strada all'inquietante ipotesi che l'automobilista possa aver investito volontariamente la famiglia di Favaro Veneto. Gli investigatori hanno verbalizzato una testimonianza secondo cui poco prima dell'incidente la donna aveva litigato furiosamente con una persona, poi era salita in macchina ed era ripartita sgommando, cercando forse di riversare la sua rabbia incontrollata su delle vittime innocenti. Anche ai nostri microfoni era stata riferita questa circostanza. Aveva fatto delle commedie via qua, era vicino alla stalla delle Fontana, ha detto che era fuori, urlava e poi è partita. Ad avvalorare l'ipotesi del gesto volontario, l'assenza di segni di frenata sull'asfalto e l'improvvisa sbandata in un tratto rettilineo, come se Marco, Mattia e Maria Grazia siano stati il casuale obiettivo di una volontà di uccidere che potrebbe aggravare l'accusa formulata nei suoi confronti. Accusa, quella di triplice omicidio stradale, che in questo momento non garantisce la possibilità di trattenere in cella la 32enne, non essendo aggravato dall'uso di alcol o sostanze stupefacenti. Il timore della procura di Belluno è che Angelica, una volta in libertà, possa ritornare in Germania sfuggendo alla giustizia italiana. Intanto lunedì proprio Angelica Utter dovrà comparire davanti al GIP per l'udienza di convalida dell'arresto. Non ci sono aggravanti, chiederemo che venga rimessa in libertà, dice il difensore della 32enne tedesca. Piange, non si capacita di come possa essere accaduto. La ragazza è molto provata, ha subito
questo che è uno shock, indubbiamente è uno shock, è una disgrazia prima di tutto per la famiglia delle vittime, però anche la ragazza è indubbiamente chiusa nel suo dolore, non si riesce a instaurare un dialogo perché capisce sostanzialmente la gravità di quello che è successo e ha il peso evidentemente di queste 3 vite. Lei riesce a spiegarsi come sia successo, come sia potuto accadere? No, lei ha rimosso, non si ricorda assolutamente nulla, non ha il ricordo di niente di quello che si è verificato e nel momento in cui le si parla di questo l'unica reazione che ha è mettersi a piangere. Per parlare con lei ho dovuto usufruire di una interprete e conseguenzialmente si è cercato sostanzialmente anche di spiegarle, anche se in questo momento probabilmente il dolore è talmente forte e non capisce neanche, evidentemente non vuole probabilmente neanche capire nulla riguardo al processo, ai meccanismi, a tutte queste situazioni rispetto alle quali lei continua a dire sono in un baratro. E è come se non riuscisse a vedere evidentemente un futuro o qualsiasi altra cosa. Da parte nostra chiederemo la rimessione in libertà, il fatto che non venga applicata una misura, il fatto che siano venute meno le aggravanti e che conseguenzialmente non ci troviamo in una situazione in cui una persona si sia messa consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza oppure dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti oppure anche solo per gioco, filmando o qualsiasi altra cosa. Io penso che sia fondamentale e determinante per comprendere la situazione. Poi è chiaro che evidentemente anche gli accertamenti che verranno effettuati da parte delle forze dell'ordine in ordine alla dinamica, a come si è verificata, evidentemente hanno una rilevanza. Così dunque è l'avvocato Giuseppe Triolo, difensore di Angelica Utter, intervistato nel pomeriggio da Fabio Fioravanzi. Intanto a Favaro Veneto sono rientrati i familiari delle vittime dell'incidente di Santo Stefano. Per volontà delle famiglie si terrà un unico funerale per tutti e 3 a metà della prossima settimana. Le salme delle 3 vittime innocenti sono sotto sequestro e quindi poi una volta che ci sarà il via libera da parte della magistratura verranno prese le decisioni successive. Dovrebbe già avvenire lunedì questo via libera? Sì, in teoria dovrebbe avvenire lunedì, però poi non lo sappiamo di fatto. E poi una volta che ci sarà appunto l'autorizzazione da parte della magistratura si procederà con le procedure per i funerali, individuando anche un luogo, perché da quanto appunto abbiamo appreso i familiari pensavano di fare un unico funerale per tutti e 3. Passato lo shock delle ore seguenti l'incidente, il dolore per la tragedia di Santo Stefano di Cadore è forse ancora più forte. Oggi che a Favaro il vuoto incolmabile lasciato da Marco, Maria Grazia e il piccolo Mattia inizia a manifestarsi in tutta la sua drammaticità. La data del funerale, unico per tutte e 3 le vittime dell'investimento, non è stata ancora fissata. Presumibilmente il funerale dovrebbe essere celebrato mercoledì o giovedì nella chiesa di Dese. Noi le abbiamo dato una serie di opzioni, oppure perlomeno capire le varie difficoltà nelle varie chiese, quindi dopo saranno loro che decidono qual è la chiesa più adatta secondo loro, e noi di conseguenza ci adatteremo al servizio per poter migliorare, per essere il migliore possibile il servizio della cerimonia, in modo da renderlo più semplice per loro. I familiari sono intanto rientrati ieri sera da Santo Stefano di Cadore. In queste ore attorno alle famiglie Potente e Antoniello si sta stringendo l'intera comunità di Favaro. Giampiero Trabuio, consigliere delegato alla municipalità, è molto attivo sia in parrocchia che nell'associazionismo locale, ha manifestato la sua vicinanza a Lucio Potente e Luigi Antoniello, i nonni di Mattia. Lucio l'ho sentito telefonicamente, appunto addolorato moltissimo proprio poche ore. Lucio ha perso la moglie. Poche ore dopo che è successo. Mentre Antoniello, proprio sono andato ieri sera a casa sua per trovarlo, per capire appunto la situazione, e l'ho visto molto molto abbattuto. La vicinanza sicuramente è quello che a loro serve di più, e il fatto di non pensare troppo ovviamente a questo, perché è un dolore enorme. Un'altra tragedia sulle Dolomiti, vittima una donna di 64 anni.
Tragedia Cortina. L'allarme è scattato verso le 12:15 per un escursionista che ha perso la vita a seguito dei traumi riportati nella caduta avvenuta lungo il sentiero che porta alle cascate di Fanes. La vittima, una 64enne veneziana, stava camminando insieme a una comitiva quando all'altezza del serpentine ha messo male il piede, cadendo di lato e iniziando a ruzzolare per una 50 di metri tra le rocce fino al corso d'acqua sottostante. Sul posto sono stati inviati l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore e una squadra del soccorso alpino e della Guardia di Finanza. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata dall'Elia Ambulanza fino a Fiames. Da Mira a Cazzago fu l'inseguimento ieri terminato con 2 carabinieri feriti e l'arresto di un 25enne veneziano. Un'auto dei carabinieri speronata, 2 militari feriti, un arresto. Sono le conseguenze di un inseguimento a folle velocità iniziato ieri a Mira verso le 12 e terminato dopo circa un'ora a Cazzago. I militari hanno bloccato un 25enne veneziano al volante di un'auto che aveva provato a seminarli. Fuori di sé il ragazzo aveva atteso un passante per strada che aveva appena effettuato un acquisto per scagliarsi contro di lui e derubarlo, ma non riuscendoci ha catturato l'attenzione delle persone attorno e dei militari di Mira giunti sul posto. A loro ordine di fermarsi, il 25enne ha iniziato la fuga fino allo schianto. Era bloccato in mezzo agli airbag esplosi dopo l'urto. Dentro il veicolo accartocciato. È stato arrestato. I 2 carabinieri feriti nell'inseguimento sono invece stati trasferiti al pronto soccorso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. È dovuta intervenire la polizia per raffreddare i bollori di un uomo in evidente stato di ubriachezza che litigava con delle persone in piazza Favaro. Secondo le testimonianze, non pago, l'uomo ha fermato un'auto danneggiandola e ferendo una ragazza. Il fatto ieri sera attorno alle 23, indagini in corso. Adesso la pagina politica. Oggi a Zero Branco, di fatto la prima uscita ufficiale dopo settimane di silenzio dell'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, protagonista nelle settimane scorse di fortissime tensioni all'interno della Lega. Ha preso una decisione? No, assolutamente no. Io sono in una fase di riflessione profonda e per il momento credo anche nel rispetto poi delle istituzioni. Questa pausa riflessiva continua. Mentre il neoeletto segretario veneto della Lega, Alberto Stefani, invia ai militanti una lettera in cui invita tutti, qualunque ruolo rivestano, a lavorare per raggiungere gli obiettivi che il Carroccio si prefigge nel territorio, mettendo da parte le beghe interne al partito, Roberto Marcato ritorna a parlare del suo futuro politico nella prima uscita pubblica dopo la sofferta conferenza stampa in cui aveva annunciato 2 settimane fa il ritiro dalla sfida congressuale. Fino a settembre, ci dice, non parlo, prendendosi così l'estate per lasciar decantare le tensioni degli ultimi mesi e decidere se rimanere o meno all'interno di un partito con il quale fatica ormai a riconoscersi. Fin qui quello che riguarda lui direttamente, ma da leghista di prima linea esprime il suo sostegno al sindaco dimissionario di Castelfranco Stefano Marcon, dandogli di fatto ragione, e questo finora non lo aveva apertamente fatto ancora nessuno. Marcon ha scritto tutto quello che doveva scrivere, ha detto tutto quello che doveva dire in quel post famoso attraverso il quale lui ha annunciato le dimissioni. Credo che non ci sia né da interpretare né da aggiungere nulla. È stato chiarissimo, perentorio, com'è poi nel suo stile. È un uomo pratico, è un amico, una persona per bene. Credo che non sia da aggiungere nulla. Tutto quello che doveva dire l'ha detto in maniera chiara. E lei lo sottoscrive? Io ho troppo rispetto per Marcon, per i cittadini di Castelfranco, io lo rispetto e non aggiungo nulla. Parliamo di edilizia pubblica e ritorniamo a Venezia. La Giunta Comunale di Venezia ha approvato 3 delibere riguardanti interventi di manutenzione di una 70ina di appartamenti attualmente sfitti in centro storico, Giudecca e Sacca Fisola, per un investimento complessivo di 3.145.000 euro. Sono interventi che si svolgeranno nei prossimi mesi e andranno a sistemare completamente 70 appartamenti, un investimento importante
che va di pari passo con l'impegno già messo in campo negli scorsi anni di restaurare attraverso il 110 e dal punto di vista esterno ed energetico moltissimi condomini nella terraferma veneziana. Queste case andremo ad assegnarle con dei bandi speciali che saranno emanate nelle prossime settimane e saranno bandi rivolti in particolare a giovani, a famiglie e a lavoratori per dare un sostegno a chi oggi cerca una casa. Contestualmente sono state approvate 3 delibere che riguardano la ristrutturazione di immobili residenziali con lo scopo di favorire l'autonomia di anziani con disabilità tramite l'abbattimento di barriere architettoniche e un migliore efficientamento energetico. L'investimento è di 1.370.000 euro. È un lavoro che stiamo facendo per il più possibile consentire alle persone anziane che stanno perdendo autonomia oppure persone disabili di poter vivere in una casa con il supporto e il sostegno dell'amministrazione comunale. La pubblicità fra poco. Ritorniamo in diretta per il telegiornale di Venezia per parlare di carenza di medici, in particolare di medici di base, con l'ULSS 3 Serenissima che lancia una campagna ad hoc. A Venezia è più difficile rispetto a altri territori individuare medici disponibili. I costi e la logistica sono decisamente importanti da fronteggiare. Da qui la proposta dell'ULSS 3 Serenissima e del Comune di conferire incarichi provvisori di medicina generale per la copertura di ambiti territoriali carenti a Venezia, centro storico e isole. Successivamente, secondo la norma vigente, potranno diventare a tempo indeterminato. La campagna "Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta", un invito a livello nazionale, è stata presentata di fronte all'Ospedale Civile di Venezia, lanciata con un videomapping sulla facciata della Scuola Grande di San Marco che sarà ripetuto nelle prossime serate. La criticità di Venezia la possiamo risolvere anche con chi decide di cambiare vita come medico e a riprendere la propria carriera, la propria professione in una città oltretutto bella, unica al mondo, che offre tantissime opportunità e non solo rimarcando le difficoltà, ma esaltando di quelli che sono i pregi di una città unica al mondo, dove i cittadini del mondo vengono qui a viverla e per questo non vivere una propria professione. Noi stiamo cercando di passare questa immagine della bellezza che aiuta a vivere e anche a risolvere qualche problema. Per andare incontro ai professionisti interessati, infatti, si mette a disposizione un ambulatorio a canone agevolato, l'accompagnamento dei medici nella ricerca di un alloggio, la disponibilità di un parcheggio gratuito alle porte della città. Attualmente a Venezia risultano in attività 45 medici di famiglia, ma si prevede che una decina di loro lascerà il lavoro entro il 2024. 3 sono cessati nelle scorse settimane. Le situazioni più critiche riguardano Sestiere San Marco, quello di Castello e l'isola della Giudecca. L'appello è stato però esteso per la copertura medica a Cannareggio, San Polo, Dorsoduro, Lido e Pellestrina. Da qui a fine anno avremo bisogno di 3 medici per la zona di Castello, di San Marco e della Giudecca. Attualmente questi pazienti sono comunque presi in carico da altri medici e da un ambulatorio pubblico, però insomma, noi stiamo veramente cercando con questo messaggio di far sbarcare qui a Venezia qualche giovane medico di medicina generale che voglia prendersi cura della città. Chiudiamo in musica con il concerto, davvero un successo, dei Pinguini Tattici Nucleari. Da Campagna alla Laguna, ok. Perfettamente integrati in Veneto, complici forse i giorni trascorsi a Mestre per le prove, i Pinguini Tattici Nucleari hanno confermato le aspettative con uno spettacolo che ha registrato un pubblico di 60.000 persone, giunte addirittura dalla Sicilia per partecipare al Concerto Zero al Parco San Giuliano, dove le telecamere erano vietate, ma i fans hanno documentato i momenti più significativi con i cellulari. C'è chi è arrivato alle 6 di mattina, la maggior parte tra le 17 e le 20, riempiendo poi ogni angolo del parco. Abbiamo cominciato nelle bettole, ha detto Zanotti, che nei giorni scorsi aveva anche postato qualche video per rivelare alcune anticipazioni. Vedervi così tanti ora, sembrate quasi un videogioco. Un gioco di parole per introdurre Tetris, una delle prime canzoni che ha decretato il loro successo. Come tutti i grandi cuori, ma i dolori che ho negato, qualche volta tornano fuori.
come gocce nella doccia, chi trovasse un po' di pace per me. Uno spettacolo di oltre 2 ore davanti a un pubblico scatenato tra balli e momenti romantici, il tutto condito da fiamme, laser e palloncini colorati. Emozionante l'abbraccio col sindaco dietro le quinte. Come sempre non è mancata qualche polemica. Questo concerto, ha sottolineato il frontman, qualcuno lo voleva, qualcuno no, ma abbiamo avuto ragione noi. C'è chi dice, una volta c'erano i Pink Floyd, io spero facciate tanti altri eventi così belli con così tante persone, ha concluso. Da Venezia e provincia è tutto anche per questa edizione. Fra poco TG e Treviso. C'è il meteo. Buona serata. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. Rimonta piuttosto energica dell'anticiclone africano, bel tempo e caldo. Il dettaglio di domenica 9 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, tempo asciutto e stabile con cielo sereno e sgombro da nubi. Isolati temporali saranno possibili sui rilievi. Temperature in ulteriore aumento, minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 29-34 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo sereno su pianura e costa, qualche velatura in montagna. Temperature minime sui 20-21 gradi, massime sui 31-33 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con annuvolamenti e possibili locali rovesci o temporali, specie al pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 34 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.